Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. 1.900.000 euro. Tanto sono costati i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana, consegnati sabato scorso 13 marzo. Una cucina che non teme confronti, ha dichiarato l'ex dirigente dello Jacopo da Montagnana Giovanni Polato nel corso della consegna da parte dell'amministrazione provinciale rappresentata dall'assessore alla pubblica istruzione Fabio Conte. Sono andato io a firmare il progetto quando è diventato operativo nel febbraio, mi sembra, del 2007 e c'ero io quando ci sono state tutte le problematiche connesse con la ristrutturazione di un ambiente che prima non era mai stato pensato per un istituto alberghiero e che invece doveva essere migliore di quanto non fosse prima, visto che si ristrutturava non soltanto sul piano dell'edilizio ma anche sul piano delle attrezzature. La filosofia della provincia di Padova è proprio quella di andare a investire sulle qualità e le specificità delle varie scuole del territorio. Per quanto riguarda questa scuola, è una scuola molto importante, altamente professionale e quindi dare la possibilità agli studenti di poter anche da un punto di vista pratico, quindi con strutture diciamo all'avanguardia, poter dare creare quella didattica e quella praticità che poi dopo è utile al loro lavoro. Oltre a Conte, hanno partecipato alla cerimonia della consegna il nuovo dirigente del Polo delle Superiori Emilia Tornincasa, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Franco Venturella, il sindaco di Montagnana Giuseppe Mossa e altri colleghi del mandamento. Soltanto un'attività che è già iniziata con il preside Polato circa 2 anni addietro, ma il potenziamento delle cucine è arrivato tutto, ormai è completo e questo costituisce certamente un'offerta formativa importante per il territorio che ha una grande vocazione turistica. Sicuramente orgoglioso per 2 motivi. Primo perché è una scuola che dà grande visibilità al territorio, una scuola dell'alberghiero che istruisce i ragazzi a un'attività che si lega molto bene con quelle che sono la nostra cultura e le nostre iniziative. Secondo, è una scuola a cui stiamo dando una grande importanza anche a livello strutturale, per dare una scuola che risponda a quelle che sono sicuramente le necessità che una scuola moderna deve avere. Naturalmente, alla cerimonia hanno partecipato anche tutti i docenti e gli studenti della scuola alberghiera, che hanno preparato un buffet gustoso e ricco di prelibati manicaretti. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Franco Venturella ha evidenziato che la scuola non è soltanto didattica, ma anche e soprattutto un insieme di risorse umane che bisogna valorizzare. La scuola non è fatta solo di strutture, è fatta delle persone che vi abitano, che sono le colonne portanti appunto di questa comunità scolastica, che è fatta di volti, di incontri, di relazioni, di persone, soprattutto per creare quel servizio necessario ed efficace della formazione delle nuove generazioni. Non dobbiamo mai smarrire il compito essenziale che viene affidato alla scuola, dalla società, che è quello di formare generazioni capaci di interrogarsi, di dare risposte e di capire i processi che attraversano la nostra società senza rivolgere lo sguardo altrove, ma guardando ai problemi con coraggio e con fiducia. Sabato, all'alberghiero, si respirava un'atmosfera ricca di energia e positività.